Bene, apriamo la Bibbia e leggeremo un passo che troviamo nell'Evangelo secondo Giovanni. Giovanni capitolo 21, leggeremo dal primo verso fino al verso 14. Gloria al Signore. Alleluia. Amen. Grazie per esservi alzati in piedi. È una nostra buona abitudine. Onoriamo anche così la parola di Dio. Giovanni capitolo 21 dal primo verso fino al verso 14 inizio a leggere e a Dio sia la lode e la gloria. Amen. Dopo queste cose Gesù si fece vedere di nuovo ai discepoli presso il mar di Tiberiade e si fece vedere in questa maniera. Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e due altri suoi discepoli erano insieme. Simon Pietro disse loro: io vado a pescare. Essi gli dissero: anche noi veniamo con te. Uscirono e montarono nella barca e quella notte non presero nulla. Quando era già mattina, Gesù si presentò sulla riva. I discepoli però non sapevano che fosse Gesù. Allora Gesù disse loro: figliuoli, avete voi del pesce? Essi gli risposero: no. Ed egli disse loro: gettate la rete dal lato destro della barca e ne troverete. Essi dunque la gettarono e non potevano più tirarla su per il gran numero di pesci. Allora il discepolo che Gesù amava disse a Pietro: è il Signore. Simon Pietro, udito che era il Signore, si cinse il camiciotto perché era nudo e si gettò nel mare. Ma gli altri discepoli vennero con la barca perché non erano molto distanti da terra, circa 200 cubiti, traendo la rete con i pesci. Appena scesero a terra videro là della brace e del pesce messo di su e del pane. Gesù disse loro: portate qua dei pesci che avete presi ora. Simon Pietro quindi montò nella barca, tirò a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E benché ce ne fossero tanti, la rete non si strappò. Gesù disse loro: venite a fare colazione. E nessuno dei discepoli osava domandargli chi sei, sapendo che era il Signore. Gesù venne, prese il pane e lo diede loro, e così anche il pesce. Questa era già la terza volta che Gesù si faceva vedere ai suoi discepoli dopo essere risuscitato dai morti. Amen. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. Alleluia. Ci presenta la lettura un contesto particolare, speciale. I discepoli di Gesù erano in una condizione di tristezza, sconfortati, confusi, non sapevano cosa fare, perché da 3 giorni Gesù non era più con loro, era stato arrestato, tutto quello che è accaduto li ha, come dire, toccati in un modo particolare ed erano rimasti confusi. Ma gloria a Dio, Gesù non lascia mai coloro i quali egli ama. Una volta risuscitato, egli va in cerca dei suoi discepoli. Si fa annunciare a delle donne, ricordate? E si presenta ai discepoli. Gloria al Signore. Noi abbiamo letto al primo verso: dopo queste cose Gesù si fece vedere di nuovo ai discepoli. Non bastò una prima volta, ci sono volute altre volte di apparizioni di Gesù, ma quello che mi interessa sottolineare insieme a voi è l'interesse di Gesù per i suoi discepoli, che in un certo senso
riguarda anche il suo interesse per ognuno di noi. Gesù si interessa a te. E voglio dirtelo in questa mattina perché lo sento nel profondo del mio cuore. Perché qualcuno magari, passando tanti anni, potrà pensare: ma il Signore si è interessato a me, si interessa a me ancora? Sì, il Signore non vuole perderti. Possiamo dire gloria a Gesù? Non vuole perderci. Ognuno di noi è prezioso, è andato alla ricerca di quella pecorella smarrita, il buon pastore, ricordate? Il buon pastore lascia le 99 e va in cerca della 100ª, no? Che si è voluto allontanare, la trova e dopo averla trovata la prende sulle proprie braccia e la riporta lì dove era il suo posto. Amen? Amen. E quante volte il Signore mi ha preso sulle sue braccia e mi ha riportato al mio posto. Alleluia, il mio posto è nella sua casa. Alleluia, qual è il tuo posto? Il nostro posto è stare ai piedi del Signore e stare alla sua presenza per contemplarlo, amen? Per adorarlo, gloria a Dio, per pregarlo, per domandargli tutto quello di cui noi abbiamo di bisogno. Amen? Amen. Alleluia. E a volte nella vita del credente c'è bisogno di vedere di nuovo l'opera di Dio nella propria vita, o no? Perché sapete, si può vivere anche, mi hanno detto sempre, io è lontano da me, no? di quello che hai, campi di rendita, si suol dire, no? No, io voglio vivere non solo di rendita per quello che ho avuto dal Signore, ma per quello che ogni giorno Lui mi può dare. Perché Egli ogni giorno vuole rinnovare le sue compassioni nella tua vita, nella mia vita. Non possiamo vivere di ricordi lontani. È bello testimoniare la prima volta che abbiamo incontrato Gesù, ma deve essere sempre un ricordo vivo, qualcosa che si alimenta, con le esperienze poi che si fa giorno dopo giorno alla presenza del Signore. Amen? E quindi i discepoli avevano bisogno di vedere di nuovo Gesù, di rendersi conto che quello che Gesù aveva loro detto si era adempiuto, li aveva avvertiti tante volte, anche se non capivano che Lui sarebbe morto e poi risuscitato. Non hanno capito. Vabbè, ma Gesù si fa vedere di nuovo, come dire: io tengo a voi, comprendo i vostri limiti, ma io sono qua per cercarvi. Alleluia, gloria al Signore. Erano tornati a fare quello che avevano fatto prima di incontrare Gesù. Erano pescatori. Vi ricordate come Gesù li chiama? Erano pescatori. Li trova lì mentre rassettavano le reti e li chiama: venite dietro a me, io vi farò pescatori di uomini, no? Alleluia. Sembra un rinnovo di quella chiamata. Alleluia. Signore, rinnova la tua chiamata nella mia vita. Che bello, gloria a Dio. Erano tornati a pescare, non sapendo cosa fare. Che facciamo? Simon Pietro disse a tutti: io vado a pescare. E gli altri: noi pure, veniamo dietro a te. Alleluia. Uscirono, montarono nella barca e quella notte non presero nulla. Non so se ti è mai capitato affaticarti per niente, no? Guarda, senza il Signore è un continuo affaticarsi per nulla. Guarda, erano pescatori, sapevano fare il proprio lavoro, erano usciti di notte, si va a pescare di notte, non c'è silenzio, no? I pesci sono più facili a catturarli, ma quella notte non presero nulla. Alleluia. E il Signore utilizza quel nulla per rivelarsi ancora in un modo potente nella loro vita. Pensate, quando era mattina, loro tutti stanchi,
smontarono dalla barca. Gesù di mattina si presenta sulla riva e dicevano non sapevano fosse Gesù. E allora Gesù dice, come dire, per mettere il dito nella piaga, no? Ma figliolo, avete del pesce? Signore, no, non abbiamo preso nulla, non abbiamo niente. Bene, gettato nel lato destro. Avete provato il lato sinistro? Gettato nel lato destro. Fecero così, ubbidirono a Gesù, gettarono la rete nel lato destro e la scrittura ci dice che presero tantissimi pesci. Gloria a Dio, nonostante non fosse l'ora propizia, il momento adatto, ma quando Gesù interviene è sempre il momento adatto. Amen. Perché Gesù non è condizionato dal tempo, dalle circostanze. Lui è il Signore, è l'Onnipotente, può fare ogni cosa al di là di quello che noi riusciamo a pensare e a immaginare. Amen. Alleluia. E Gesù si rivela in questo modo, in un modo potente. Fate come vi dico io. Gloria a Dio. Hanno obbedito. Senza di me non potete fare nulla, dice Gesù. Per quanto bravo tu possa essere a pescare, guarda, prova, non prenderai nessun pesce. Ma se lo vuole il Signore e tu ubbidisci alla parola del Signore, vedrai quanto pesce riuscirai a prendere. Gloria a Dio. Alleluia. Tornati, smontarono la barca. Pensate, Gesù aveva preparato una bella colazione per loro. C'era del pane, del pesce, che non era il pesce che avevano pescato loro. Già Gesù aveva il pesce. Gesù ha tutto nelle sue mani. Può ogni cosa, ha tutto. Alleluia. Che bella colazione. Pane e pesce. Venite a riposarvi. Mangiate adesso. Perché questo vuole fare il Signore. Vuole farci riposare. Amen. Alleluia. Vuole donarci il ristoro da questa vita, dalle fatiche di questa vita e dai pesi di questa vita. Amen. Vogliamo riposare nel Signore. Alleluia. E questa mattina, mentre stiamo celebrando insieme questo culto al Signore, noi ci stiamo riposando in Lui. Amen. Non ci stiamo affaticando. Ma il Signore ci sta dando il suo pane, vero? La sua parola, gloria a Dio, ci sta dando il suo pane. Alleluia, la parola, il pane che Egli ha preparato per noi. Gloria al Signore. Alleluia. E poi Gesù dice, portate qua i pesci che avete presi ora. Simon Pietro montò di nuovo nella barca, tirò la rete. E qui Giovanni scrive che i pesci erano 153. Come ha fatto a sapere che erano 153? Io credo che Simone li abbia contati, o no? Che ne dite? Probabilmente li ha contati, no? Ma chissà quanti me ne ha fatti prendere? 1, 2, 3, 4, 5... 153! Oh! Gloria a Dio! È buono pensare, ripensare, lasciatemi dire, contare tutte le volte che Dio ci ha benedetto. O no? Quella volta, quell'altra volta, sì, nella mia vita a volte vengono i ricordi, no? Perché più grande ti fai, più i ricordi aumentano, no? E mi ricordo tante volte, anche da ragazzo, veramente, grazie Signore, quella volta. Sì, tu sei stato tu, io riconosco. A distanza di anni posso dire, sei stato tu, Signore, grazie. Quante benedizioni il Signore mi ha dato e elargito nella mia vita. Anima mia, benedici l'Eterno. Amen. E non dimenticare alcuno dei suoi benefici, vero? Non dimentichiamo i benefici del Signore. Alleluia. Gloria a Gesù. Nessuno ha chiesto a Gesù chi sei. Io credo tutto quello che era successo abbia parlato loro, vero? Gettate la rete sul lato destro. I pesci, 153 grossi pesci. La rete che non si rompe. Il pane che gli ha dato. Tutto testimonia che quell'uomo
era Gesù. E noi vogliamo riconoscere Gesù nella nostra vita. Se c'è qualcosa di buono, non viene da noi. Qualcosa di buono che c'è nella nostra vita viene solo da Lui. Alleluia. Vogliamo dire grazie insieme al Signore. Grazie per la vita che mi dai, Signore. Alleluia. E grazie perché nei momenti miei di tristezza, di difficoltà, e a volte mi dimentico veramente quanto potente sei. Tu sei lì che con umiltà mi cerchi. Gloria a Dio. Pensate, il Signore poteva anche apparire in un modo glorioso, no? Salire in cielo, andarsene e parlare dal cielo ai Suoi discepoli, dicendo adesso io devo andare come vi ho detto, adesso voi dovete continuare. No, invece sapeva che i Suoi discepoli, umanamente parlando e spiritualmente anche parlando, avevano ancora bisogno della Sua cura. Amen. Alleluia. E vi dico ancora un'altra cosa, che bello essere curati da Gesù. Amen. Che bello essere guidati da Gesù. Come dice Davide nel Salmo 23, vogliamo riconoscere tutti insieme che l'Eterno è il nostro pastore. Amen. L'Eterno è il mio pastore, in modo individuale. Ognuno di noi può dire l'Eterno è il mio pastore e nulla mi manca. Amen. È vero? Alleluia, Egli mi fa giacere in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque calme. La calma deve essere una virtù che appartiene ad ogni credente, la calma. Amen. Amen. Anche nelle tempeste, la calma. Gloria a Dio. Alleluia. In questo modo il Signore si rivela ai Suoi discepoli. Poi nella lettura che segue, versetti 15 in poi, c'è questo bello incontro in modo personale tra Gesù e Pietro. Vi ricordate? No, Signore, io... No, Pietro, quale io? Guarda che tu mi rinnegherai 3 volte. Prima che Gallo canti, tu già mi avrai rinnegato 3 volte. Ed era finito tutto così, in aria, no? Ma Gesù non vuole lasciare le cose in aria. Gesù vuole risolverle. Amen. Amen. Fosse stato per Pietro, Gesù prende l'iniziativa. Quando ebbero fatto colazione, Gesù a faccia, face to face, no? Come si dice? Per quelli che parlano inglese, faccia a faccia. Face to face, hai visto? Guardandosi negli occhi, no? Che bello quando ci si guarda negli occhi, no? Guardami negli occhi. Che bello. Pensate, Gesù guardava Pietro. Pietro guardava Gesù. Non so se Pietro abbassava lo sguardo ogni tanto, ma Gesù lo guardava fisso. Pietro, mi ami tu più di questo? No, Signore, ti devo dire, tu lo sai. Pietro, Simon Pietro, mi ami più di questi? Signore, tu lo sai. Per la 3ª volta, Signore, perché 3 volte? Una volta non gli bastava, 3 volte, perché 3 volte? 3 volte l'aveva rinnegato. E per ogni volta il Signore dà sempre un'opportunità di perdono, di far pace con Lui. Gloria a Dio. Che bello far pace con Gesù. E tu mi dirai forse, ma quant'è che ho litigato con il Signore? Ma lascia stare. A volte anche se non si litiga con il Signore, a volte con il nostro comportamento ci allontaniamo. Ma il Signore continua ad amarci. Alleluia. E non vuole che il nostro rapporto con Lui rimanga così in aria. Vuole che si rinsaldi questo rapporto. Perché, come abbiamo cantato, il mio amico è Gesù, o no? Il mio amico è Gesù. Io non vi chiamo servi, no? Vi chiamo amici. Amen. Gesù ha chiamato i Suoi discepoli amici. Voi siete amici dello sposo.
Gloria a Dio, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma voi sapete ogni cosa. Amen, alleluia. Gloria a Dio, che bello far pace con Gesù. E non so se in questa mattina, forse nel cuore, il Signore ti sta dicendo: facciamo pace. Ma Signore, tu vuoi fare pace con me? Ma io sono indegno. Sì, bene, ma io voglio fare pace con te. Facciamo pace. Alleluia. Sì, Signore. Come rispondi questa mattina? Signore, sì, io voglio fare pace con te. Perdonami. Vogliamo chinare il nostro capo. Gloria a Gesù. Preghiamo insieme al Signore. Alleluia. Dopo aver ascoltato questa parola, questa lettura. Alleluia. Lasciamo che lo Spirito Santo possa ancora parlarci interiormente. Alleluia.